Buongiorno e buona domenica, ben ritrovati in diretta. Saremo insieme fino alle 13:30 con gli aggiornamenti, le notizie di oggi, ma anche per commentare quella che sono le novità di questi ultimi giorni, a partire dal tema Green Pass e obbligo vaccinale, un tema che sta scuotendo la politica ma anche l'opinione pubblica. Il governo, tutto parte dalle parole proprio del Premier Draghi in conferenza stampa, quando ha parlato dell'estensione possibile del Green Pass ad altre categorie, oltre a quelle per cui è già previsto per i dipendenti pubblici, ma anche per portare l'obbligo all'interno delle aziende, un punto di vista che trova d'accordo gli industriali da un lato, ma anche i sindacati. Anche ieri abbiamo raccolto la voce proprio della CGIL di Treviso, che si dice d'accordo, favorevole al Green Pass nelle aziende, ma favorevole anche all'obbligo vaccinale. Questo è il secondo tema all'ordine del giorno che fa discutere all'interno della stessa maggioranza, tema sul quale è tornato anche il ministro Speranza. Lo leggiamo proprio dal sito del Corriere.it, dove Speranza dice, parla delle vaccinazioni e quindi torna in qualche modo a fare un appello a vaccinarsi, perché dice più vaccini o si rischiano chiusure in autunno, e aggiunge il ministro della Salute: il vaccino è lo strumento per evitare nuove misure restrittive. Dunque diciamo che l'ombra di nuove restrizioni è all'orizzonte, non è assolutamente escluso, perché il virus continua a circolare e purtroppo continua a mandare le persone, soprattutto chi non è vaccinato, lo dicono i dati, in ospedale in terapia intensiva. Dunque è importante aumentare la copertura vaccinale anche per evitare un eventuale obbligo vaccinale che potrebbe tornare, potrebbe essere introdotto laddove non si raggiunga una copertura di persone immunizzate tale da garantire, o perlomeno tale da prospettare una stagione invernale più sicura. E in tal proposito sempre il ministro della Salute Speranza dice: a proposito di obbligo vaccinale, si valuterà con il passare delle settimane, non è una scelta già determinata e certa, ma uno strumento che abbiamo e, se necessario, andrà attuato senza paura. E subito dopo, lo vedete, Salvini, il segretario della Lega che si oppone sia all'obbligo vaccinale e per l'estensione del Green Pass, parlando di estenderlo o comunque di introdurlo per garantire l'apertura di certi settori, di certe attività e laddove si renda necessario. Questo perlomeno è quanto è emerso anche ieri da un incontro in videoconferenza che il segretario Salvini ha avuto con i governatori, i presidenti delle regioni, presidenti leghisti delle regioni, e si è delineato un po' quelle che sono le proposte proprio su vaccini, su obbligo vaccinale, sulla campagna delle vaccinazioni che va portata avanti attraverso una giusta informazione proprio per evitare di arrivare all'obbligo vaccinale. Questo da un lato, e l'altro proprio per quanto riguarda il Green Pass. Salvini che dice: governo, noi restiamo per vigilare, ma ci sono punti non contrattabili, no all'obbligo di vaccino. Dunque viene ribadito il no del Carroccio all'introduzione dell'obbligo vaccinale. Diciamo che questi grandi linee sono i temi di cui si discute in questi giorni, mentre la campagna vaccinale va avanti. In Veneto sappiamo che ormai siamo vicini ad un 80% tra cittadini vaccinati o che hanno la prenotazione per la propria seduta vaccinale, dunque potrebbe essere anticipata quella soglia dell'80% che si pensava di raggiungere ad ottobre, si potrebbe raggiungere già nelle prossime settimane. Soprattutto sono i ragazzi a trainare questa corsa alle vaccinazioni. Anche ieri abbiamo fatto un servizio sull'hub vaccinale di Monastier in provincia di Treviso, che è stato letteralmente preso d'assalto ieri mattina, giornata di sabato, dai giovanissimi tra i 12 e i 18 anni che hanno approfittato della collocazione geografica di questo punto vaccinale che si trova lungo la direttrice che conduce poi alle località di mare per sottoporsi alla seduta vaccinale e poi, perché no, raggiungere proprio il mare per un ultimo sabato di sole
anche prima della ripresa delle scuole. E a proposito di circolazione del virus, di contagi, della situazione anche ospedaliera, ieri abbiamo raggiunto l'assessore alla sanità, l'assessore regionale alla sanità Lanzarin, che ha un po' fatto il quadro della situazione in Veneto. Allora sentiamo quello che ci ha detto. Noi abbiamo un RT a 90 e un'incidenza 92,9 mi sembra sui 100.000 abitanti, il 5% delle terapie intensive e il 3% per quanto riguarda l'area non critica, quindi ancora abbondantemente in piena area bianca e lontani dall'area gialla fortunatamente. I parametri parlano chiaro, il Veneto è saldamente in zona bianca, ma questo non vuol dire che il virus non continui a circolare e sono ancora una volta i freddi numeri a ricordarcelo. Ogni giorno 600-700 positivi, quindi un numero più o meno stabile, e l'aumento di 1-2 posti letto in terapia intensiva. Infatti la previsione che abbiamo anche già fatto vedere è quella di in 3 settimane di arrivare ai 60 posti in terapia intensiva e 14.500 persone positive. Per questo l'invito a vaccinarsi rimane una costante e la risposta da parte dei veneti sembra esserci, con 32.000 somministrazioni solo nella giornata di venerdì, tornando così ai numeri di luglio. Ma non basta e la Regione ha aperto a nuove date. Saranno 2 settimane importanti, 2 settimane che vanno monitorate, 2 settimane su cui noi stiamo anche cercando di accelerare sulla campagna vaccinale. Abbiamo aperto le agende fino al 30 di settembre e continuano anche gli accessi liberi per i 12-25, anche per gli over 60, perché il nostro obiettivo è quello di mettere in protezione più persone possibile. Avete sentito l'assessore Lanzarin che ha parlato di questa agenda vaccinale aperta fino al 30 settembre, ne aveva parlato, lo aveva annunciato il governatore Zaia in conferenza stampa venerdì, invitando anche chi avesse deciso di fare il vaccino di farlo al più presto, perché aveva spiegato, se si dovesse arrivare alla decisione di somministrare la terza dose, sembra ormai questa la strada che verrà seguita a partire dalle categorie fragili, a partire dagli anziani, e dunque tutti gli anziani nelle case di riposo e poi tutte le persone con diversi tipi di fragilità, ebbene ha detto daremo priorità a queste fasce di popolazione, quindi chi dovrà sottoporsi alla prima dose andrà in coda e dovrà dunque aspettare il proprio turno, che potrebbe arrivare anche per fine anno, e dunque l'invito è quello di vaccinarsi il prima possibile. A proposito, abbiamo detto della discussione all'interno della maggioranza per quanto riguarda vaccinazioni, obbligo vaccinale, la Lega ha annunciato che si opporrà in Parlamento a questa ipotesi, quella proprio dell'obbligo vaccinale, però il partito di Salvini non ritirerà i propri ministri dal governo, ma darà battaglia a Montecitorio e a Palazzo Madama. Questo è anche quello che ci ha detto ieri proprio il ministro Stefani. Sentiamo l'intervista realizzata dalla nostra redazione di Belluno con il ministro Stefani. Il Presidente del Consiglio Mario Draghi si schiera per l'obbligatorietà vaccinale, la Lega dice di no. A quale prezzo? Con quale intenzione? Noi diciamo no perché crediamo che con una buona campagna di informazione e di sensibilizzazione si possa ottenere il risultato di arrivare ad una buona copertura vaccinale, alla sufficiente copertura vaccinale. Il Veneto tra l'altro lo dimostra. Se Draghi insiste, voto contrario in aula? Il voto della Lega sarà contrario, l'ha già dichiarato il nostro segretario federale Matteo Salvini. La Lega si opporrà all'obbligatorietà dei vaccini e lo farà con tutte le forze che ha a disposizione. Sul Green Pass invece? Il Green Pass può essere uno strumento utile se non complica la vita agli italiani. La Lega ha portato in commissione delle proposte migliorative, alcune delle quali sono state anche accolte, come l'estensione da 9 a 12 mesi della validità della certificazione verde. Questo è quello che deve fare un partito: cercare di portare la realtà all'interno delle commissioni parlamentari e di renderla concreta.
Avete capito che non era il ministro Erika Stefani, ma era l'altro Stefani della Lega, Alberto Stefani, che ha parlato appunto di quella che è la posizione della Lega di fronte ad un'eventuale introduzione dell'obbligo vaccinale. Abbiamo alcuni aggiornamenti di cronaca, a partire da un furto con scasso messo a segno all'alba di oggi da una banda di circa 5 persone in pieno centro storico a Rovigo. Nel mirino dei malviventi è finita una gioielleria. La banda prima ha rotto la vetrina del negozio sotto i portici del centro storico e poi in meno di 2 minuti ha portato a segno il colpo, fuggendo e facendo perdere le proprie tracce. Ancora da quantificare il valore del bottino, le indagini sono condotte dalla polizia. Leggiamo invece un aggiornamento per quanto riguarda la vicenda che abbiamo seguito anche noi in questi giorni, è quella della scomparsa di Federico, questo escursionista originario del Veneziano ma residente a Milano, scomparso ormai da 10 giorni durante un'escursione, 10 giorni durante i quali non si sono mai fermate le ricerche da parte del soccorso naturalmente alpino, ma anche da parte di tutti quei volontari che hanno dato la propria disponibilità a cercare Federico, dopo anche l'appello sui social della moglie che aveva detto "io so che è vivo". Ebbene, ci sono anche 200, ci sono anche dei droni che lo stanno cercando ormai ininterrottamente da 10 giorni. Finora però purtroppo sono ricerche che non hanno dato alcun esito e, come leggiamo appunto dal sito del Gazzettino, le ricerche saranno sospese. Questa almeno la decisione verso la quale si sta andando. E un'altra notizia arriva da Tokyo, dove si sono concluse le Paralimpiadi e sono arrivati i complimenti del presidente Zaia, che dice: oggi si chiude un capitolo che potrebbe cambiare la storia dello sport, con 69 medaglie azzurre, di cui 26 arrivate da atleti veneti. Finiscono le Paralimpiadi, hanno sancito, dice Zaia, una realtà forte e bella, e hanno inviato un messaggio potente. Il mondo della disabilità è diventato il mondo di tutti noi e guai a chi da qui in avanti lo dimenticherà. E questo dunque le parole del presidente Zaia. Torniamo a parlare di Green Pass, torniamo a parlare di certificazione verde, che sappiamo dal 1° settembre essere obbligatoria non solo per salire a bordo dei mezzi di trasporto a lunga percorrenza, ma anche per entrare a scuola. Allora, ieri abbiamo raggiunto, durante una manifestazione della CGIL di Treviso in piazza, anche il segretario della FLC-CGIL Moretti, che ci ha parlato di questa ripresa, di questo primo bilancio, possiamo così dire, di Green Pass a scuola, dove non sono mancate le difficoltà nei controlli da una parte, ma anche di quei lavoratori che hanno visto la spunta rossa, ovvero certificato non valido al momento del controllo, o che proprio il certificato non avevano. E proprio in questi giorni sono molte anche le richieste arrivate al sindacato di supporto da parte di quei lavoratori che appunto non hanno il certificato verde, ma che chiedono comunque una garanzia per il proprio posto di lavoro. Sentiamo le parole di Moretti. La difficoltà di entrare a scuola, il rifiuto, la non accettazione ovviamente del provvedimento, dell'allontanamento da parte del dirigente ha creato qualche scompiglio. Sicuramente, da quello che vedo, anche tenendo conto dei numeri percentuali delle certificazioni o comunque dei Green Pass e delle vaccinazioni nel Trevigiano e nel Veneto, aggirandosi, tenendo i numeri ovviamente della regione e della sanità sul 95%, è residuale. E di conseguenza probabilmente sono meno di quanto possiamo sentire nella cronaca di questi giorni. Sicuramente qualche caso esiste. Adesso dovremo capire quando ovviamente il meccanismo della macchina della scuola è ripartita, soprattutto con il 13, perché ci sarà la prova del 9 e del 13, come andrà. C'è un passaggio importante da tenere in considerazione, anche la difficoltà della procedura dei controlli, perché che il dirigente, coadiuvato da
collaboratori scolastici a verificare il Green Pass tutti i giorni senza applicativo o comunque con le difficoltà dell'applicativo non sarà semplice, perché numero di docenti consistente, numero di plessi, ripetere questa operazione bisognerà trovare anche la possibilità che la privacy venga tutelata, dando eventualmente, concedendo al lavoratore di dare una liberatoria per evitare che ci sia una reiterazione quotidianamente di questi controlli. Ma voi come sindacato avete ricevuto telefonate, richieste di aiuto di personale scolastico? Diciamo che abbiamo avuto persone che si sono rivolte a noi facendoci presente la contrarietà anche sulla linea CGIL, che per forza di cose riteneva a tutela della legge nel rispetto ovviamente del possesso della vaccinazione o comunque del Green Pass. Quindi sicuramente la contrarietà, come nello stato delle cose, c'è stata, ce l'hanno manifestata, ci hanno chiesto supporto. Adesso vedremo anche se interverranno provvedimenti di sospensione. Sarà giusto ovviamente valutare anche a livello di normativa che tipo di interventi a tutela individuale poter fare o collettiva nei confronti anche di questi personali che sono sempre lavoratori. E a proposito di scuola, ieri è intervenuto al Festival dell'Innovazione Scolastica in scena in questi giorni a Valdobbiadene il ministro dell'istruzione Bianchi, che ha parlato della ripartenza della scuola. Ha detto nonostante il pessimismo della vigilia, invece ha detto dal 13 settembre avremo qui con noi e quindi in presenza i nostri ragazzi e le nostre ragazze. E poi ha parlato di una scuola che sia uguale per tutti, ha parlato di scuola nazionale. Sentiamo le parole del ministro. Noi oggi abbiamo il dovere di far ripartire la scuola. Ci abbiamo detto ma è impossibile fare gli esami in presenza, e li abbiamo fatti tutti. Sembrava impossibile e li abbiamo fatti. L'estate, no, sembra impossibile. Abbiamo avuto 7.500 scuole che hanno condiviso con loro delle esperienze. Abbiamo il 1° settembre, non ci si arriverà mai. Siamo già oltre il 1° settembre e il 13 avremo con noi i nostri ragazzi e le nostre ragazze. Lo avremo con lo stile di sempre, quello del servizio al paese, per una scuola che deve avere dei caratteri, che è quello che abbiamo detto. Il primo carattere è una scuola nazionale, e qua è scomparso dal nostro vocabolario la parola nazionale, invece bisogna averlo, perché bisogna dare a tutti i ragazzi, tutti i bambini e le bambine del nostro paese le stesse opportunità. E quindi anche le risorse con cui ci siamo impegnati in Europa verranno messe a disposizione per rendere il sistema educativo nazionale, il sistema nazionale di istruzione, un sistema nazionale, cioè che abbia le stesse condizioni in tutta la parte del paese. E queste le parole dunque del ministro Bianchi alla vigilia della ripresa delle scuole. Campanella che in Veneto, lo sappiamo, suonerà per la prima volta il 13 settembre. Quello sarà il vero banco di prova per quanto riguarda il Green Pass, per vedere anche quelle che saranno le problematiche legate proprio al controllo della certificazione verde e capire anche se ci saranno poi delle sospensioni e come i sindacati si comporteranno in presenza di queste sospensioni, secondo quanto previsto dal decreto legge. Vedo collegato per continuare a parlare di contagi, ma non solo, il direttore generale dell'USL 2 Marca Trevigiana, Francesco Benazzi. Buongiorno direttore, ben ritrovato, buona domenica. Buona domenica a voi. Allora, direttore, innanzitutto facciamo un po' il punto della situazione sul fronte contagi e ricoveri ospedalieri. Sappiamo come in questi giorni l'attenzione fosse puntata sul cosiddetto focolaio balcanico, la situazione sta rientrando, però c'è un'altra adesso preoccupazione che riguarda invece i cittadini dalla Romania in rientro nel nostro paese. Sì, diciamo che ancora la situazione dei Balcani macedoni in particolare si sta calando i positivi come anche gli ingressi in ospedale, però siamo intorno sempre per la popolazione balcanica intorno al 44%. Oggi stanno aumentando e qui i rumeni che stanno positivizzandosi e ne abbiamo anche un paio arrivati in ospedale, quindi è un po', ci preoccupa adesso il focolaio, chiamiamolo così, cluster della popolazione rumena che dal rientro evidentemente dalle ferie
oggi risulta positiva, quindi abbiamo ormai 97 casi, ricordo che fino a 3 giorni fa eravamo fermi a 20 casi. Per quanto riguarda invece la situazione degli ospedali, sappiamo che è stato necessario riaprire dei reparti Covid. Quanti sono i nuovi ricoveri, e anche per capire l'età media e la gravità poi delle persone che arrivano in ospedale? Allora, siamo passati da 62 ricoveri ieri a 65 oggi, quindi 3 persone in più. Purtroppo quotidianamente arrivano al pronto soccorso in situazioni, chiamiamole pure difficili, con desaturati, quindi che hanno bisogno di ossigeno, persone che poi ricoveriamo con una media di 3-4 persone al giorno. Noi speriamo che questi cluster che arrivano appunto dalla Romania e dai Balcani lentamente vadano ad assottigliarsi in modo tale da evitare di implementare ancora i posti letto. All'oggi noi abbiamo aperto 4 posti di terapia intensiva da lunedì presso Vittorio Veneto, pur mantenendo l'attività chirurgica, quindi fuori dal blocco operatorio, e 5 posti /6 di pneumologia, quindi di semi-intensiva a Montebelluna. Questo per far fronte purtroppo a questi arrivi delle persone appunto dai Balcani oppure dalla Romania, che arrivano in ospedale già con una saturazione tra l'80 e l'88%, quindi che abbisognano di ventilazione forzata. Direttore, che l'età media di questi nuovi ricoveri? Purtroppo abbiamo saputo proprio pochi giorni fa del decesso di un papà di appena 38 anni, è una notizia che sicuramente ha colpito proprio anche per la sua, per la storia in sé di questo papà che in pochi giorni se n'è andato. Sì, ha colpito tutti noi, anche perché è nella natura dei medici, del nostro personale, salvare vite umane. Quando purtroppo qualcuno viene a mancare è uno sgomento anche per gli operatori. Era arrivato in pronto soccorso in una situazione veramente difficile, avendo una compromissione importante a livello respiratorio. Non c'è stato verso di poterlo aiutare e salvarlo, ed è una situazione molto compromessa. Stessa cosa purtroppo sta succedendo. Noi abbiamo un paio di persone che vengono dalla Macedonia, che sono ricoverate in terapia intensiva, che sono in una situazione di saturazione difficile. Li stiamo pronando e speriamo che tutto vada a buon fine. L'età media è, come diceva giustamente lei, da 35 anni fino a 45, quindi molto giovani e ovviamente non vaccinati. Parlava prima di questo focolaio, chiamiamolo così, dalla Romania. Ricordiamo come voi insieme ai sindaci vi siate mossi per raggiungere i referenti delle comunità macedoni, kosovare. Per invitare al vaccino questi cittadini, farete lo stesso immagino anche per la popolazione romena? Assolutamente sì, il dottor De Rui, che ha già contattato i riferimenti delle popolazioni macedoni, credo tramite i sindaci poi farà in modo di contattare anche i riferimenti del gruppo rumeno, in modo tale da proporre a loro la vaccinazione e fare in modo che non si creino ulteriori cluster all'interno di questi gruppi. Ecco, per quanto riguarda invece la popolazione dei Balcani, avete avuto un riscontro nell'appello che avete fatto anche di organizzare delle sedute vaccinali ad hoc per loro? Sì, c'è la disponibilità da parte dei referenti di inviare le persone. Noi abbiamo dato anche appunto la nostra disponibilità per fare sedute ad hoc. In questo caso qua stiamo attendendo da parte loro appunto una risposta, tenendo conto che una seduta ad hoc per noi significa avere almeno una 50ina di persone che vengono a vaccinarsi. A proposito di vaccinazioni, come sta andando? Ieri abbiamo saputo che c'è stato, ad esempio, al centro vaccinale di Monastier un assalto, ne abbiamo parlato poco fa, soprattutto dei giovanissimi. E sono loro che stanno trainando in questo momento la campagna vaccinale? Per fortuna sì, siamo felici di questo, anche perché giustamente il Presidente Zaia diceva iniziano il 13 le scuole e i ragazzi devono essere vaccinati per stare tutti in tranquillità ed evitare di tenere la mascherina a scuola, che è fondamentale per i rapporti umani, la socializzazione. Noi abbiamo visto che una settimana, 12 giorni, abbiamo avuto 16.000
e quasi 17.000 ragazzi dai 12 ai 25 anni che si sono spontaneamente avvicinati alla vaccinazione e si sono fatti vaccinare. Il trend è buono anche oggi, noi abbiamo circa 6.000, 5.800, 6.000 vaccinati, molti richiami, ma avremo pensiamo di avere col trend degli altri giorni 1.300-1.400 giovani che afferiscono ai punti vaccinali. Per quanto riguarda in generale le vaccinazioni, ieri più o meno una stima di quante sono state fatte, considerando che era anche sabato? Ne abbiamo fatte diverse, siamo arrivati a 5.700, quindi un bel numero, tenendo conto che ormai la nostra popolazione è vaccinata buona parte, oltre il 66%, quindi voglio dire un bel numero di persone e quindi finalmente riusciamo a vedere la luce o cominciamo a vedere la luce. Speriamo che questo trend continui in modo tale da porre in copertura tutta la popolazione. In questa situazione si inserisce la vicenda dell'infermiera del lab di Villorba. Voi avete detto che siete pronti insomma in qualche modo anche a chiedere i danni a quei cittadini che pur di avere il Green Pass hanno chiesto a questa infermiera di fingere l'inoculazione. Certamente appena ovviamente la magistratura ci darà il riscontro delle indagini, ringrazio sempre la Polizia di Stato e il magistrato che si sta interessando, che sta seguendo la cosa, noi ci porremo come ovviamente parte in difesa di coloro che si stanno vaccinando e che hanno il Green Pass e che quindi hanno la possibilità liberamente e sentendosi in sicurezza di andare nei locali, di andare nei bar, di andare alle manifestazioni, perché questo atteggiamento chiaramente va a ledere la libertà di questi che in scienza e coscienza si sono vaccinati per non contagiare gli altri. Quindi ritengo sia doveroso dare un segnale importante nei confronti di queste persone che furbescamente, in modo veramente abbietto, hanno portato a casa il Green Pass. C'è stata preoccupazione prima che venissero chiariti i contorni della vicenda da parte dei cittadini sul fatto che fossero stati vaccinati. Voi avete tranquillizzato tutti parlando insomma di una situazione ristretta ad un gruppo di amici di questa infermiera, e qualcuno anche temeva che potessero esserci altri infermieri coinvolti in una catena, diciamo così, di aiuto insomma, per andare incontro a quelle che erano le richieste di questi amici. Anche da questo punto di vista voi avete tranquillizzato tutti, è un fatto limitato. Assolutamente sì, è una rete amicale. Devo anche dire che noi abbiamo sensibilizzato molto i nostri coordinatori delle vaccinazioni, addirittura dopo il caso Petrillo che voi ben conoscete, dove abbiamo chiesto a questi di guardare e verificare comportamenti anomali. Devo dire che questo viene fatto e poi continuo a ripeterlo, ringrazio le forze di polizia perché dai NAS, la Polizia di Stato, i Carabinieri ci hanno sempre dato una mano per isolare queste situazioni che sono veramente improprie, assurde e che ledono l'immagine dell'azienda e soprattutto ledono la libertà degli altri, perché nel momento in cui io mi faccio finta di farmi una vaccinazione vado a ledere la libertà di colui che invece si fa la vaccinazione per essere libero, per poter socializzare, per poter stare con gli altri. Tra l'altro adesso ci sono delle persone che stanno girando con un Green Pass non reale e sono senza vaccinazione, senza creare allarmismi, però è una cosa che va monitorata, ecco. Sì, confido nella magistratura che nel tempo più breve possibile possa individuare tutte queste persone in modo tale poi ovviamente da levare loro il Green Pass e soprattutto io continuo a ribadire noi ci costituiremo, sentirò gli avvocati dell'US come parte lesa proprio per questo motivo. Grazie davvero al direttore generale dell'US2 Francesco Benazzi, buon lavoro e buona domenica direttore, grazie. Grazie, arrivederci, grazie. Grazie al direttore Benazzi, questo è un po' anche l'aggiornamento per quanto riguarda questa situazione contagi e ricoveri nella Marca trevigiana. Saluto, ringrazio per essere con noi Paolo Ghiotti, presidente ANCE Veneto, buongiorno e buona domenica Presidente.
Buona domenica a voi, grazie. Grazie a lei. Con lei naturalmente è d'obbligo parlare dell'eco bonus 110%, ma parlare anche dei rincari delle materie prime che in qualche modo, poi ci dirà lei se è collegato a questa corsa all'eco bonus, quindi ai lavori per rinnovare le proprie abitazioni. Io però le devo chiedere, so che è già collegato da un po', ma le chiedo di pazientare ancora qualche minuto. Ho una pausa pubblicitaria e poi torno da lei, così poi possiamo fare un discorso senza interruzioni. Quindi pubblicità e poi andiamo con il presidente dell'Ance Veneto, tra pochissimo. Rieccoci in diretta, come annunciato abbiamo in collegamento il presidente Ance Veneto Paolo Ghiotti, che saluto nuovamente e ringrazio per essere con noi. Allora, Presidente, iniziamo subito a parlare di questo eco bonus 110%, abbiamo titolato un'opportunità ma non per tutti, perché sappiamo come non sia così semplice accedere all'eco bonus e portare a termine poi quelli che sono gli interventi attraverso questa misura che ha messo in campo il governo per far ripartire proprio il settore delle costruzioni. Sì, allora io penso sia importante fare due considerazioni, spendere forse qualche secondo per inquadrare un po' il concetto e il settore in quale viviamo, no? Voi, come sapete, abbiamo sopportato una crisi enorme e molto severa che è andata dal 2007 al 2017. Poi siamo arrivati nel 2018 e c'è stato qualche primo segnale di ripresa, confermato nel 2019 con qualche punto percentuale in più. E il 2020, i primi mesi perlomeno, erano altrettanti positive ed incoraggianti, no? Circa la ripresa del nostro settore. Poi, ahimè, il Covid ci ha fatto ripiombare per alcuni mesi in questa grandissima difficoltà e se non fosse stato, che grazie a Dio poi nel giro di 2 o 3 mesi la situazione si è risolta, se non fosse stato per questo e per, come dice giustamente lei, il super bonus, questa legge estremamente interessante che è riuscita secondo me a mettere in comunione due aspetti fondamentali, questo patrimonio immobiliare vetusto della nostra bella Italia con la necessità delle imprese di lavorare, probabilmente la ripresa non ci sarebbe stata e quindi ovviamente questo era qualcosa che ci incoraggiava, tant'è che io penso che siano veramente poche le imprese che possano affermare di non aver lavoro. Probabilmente è vero il contrario e ci si lamenterà, ahimè, di non poter dar soddisfazione a tutti quelli che quotidianamente ci stanno chiedendo di dare loro un servizio, al quale purtroppo non riusciamo a rispondere con questa celerità. Un po' perché sì, il super bonus, come tutte le leggi nostre appartengono ad una quantità di burocrazia, proprio burocratos, il potere delle scrivanie, talmente elevato che è difficile poterla comprendere al volo, quindi ha bisogno di un attimo di studio, ha bisogno poi di essere applicata e quindi è passato un pochino di tempo prima che questo potesse dare i suoi frutti e potesse essere veramente transitato in quella che era l'operatività nei cantieri. Si è partito, grazie a Dio, con questo super bonus, con le tante difficoltà che il super bonus sta riservando, ma oserei dire che i problemi non sono dovuti a questo super bonus, ci sono delle situazioni complementari che hanno reso, ahimè, difficile ancora questa nostra ripresa. E quali sono? Purtroppo sono questa enorme difficoltà di trovare le materie prime e la difficoltà di trovare anche manodopera qualificata. Con quel grande periodo 2007-17 ha fatto sì che molta della manodopera nostra transitasse in qualche altra operazione e quindi queste due situazioni e l'aumento dei prezzi, queste due situazioni che ci stanno rendendo difficile poter operare. L'aumento, la difficoltà di reperire, si dà un po' la colpa, si dice, alla Cina che nella ripresa della sua economia abbia preso e si sia accaparrata un po'
tutte le materie prime. Si dà un po' la colpa che il Canada e gli Stati Uniti abbiano sospeso un po' le produzioni del petrolchimico, la difficoltà dei trasporti. Si dice che queste siano situazioni che abbiano reso difficile il reperimento dei materiali e abbiano creato l'aumento dei materiali stessi. Io dico che oltre a questa situazione, sicuramente che è una situazione europea, non è solo nazionale, all'Italia ha complementato e ha reso ancora più difficile questa situazione appunto il 110, perché la necessità di eseguire queste opere in tempi relativamente stretti, lei sa che la scadenza per queste opportunità relativamente alle case singole è giugno dell'anno prossimo, e quindi c'è una corsa sfrenata affinché queste opere vengano eseguite. E i numeri che sono freschi, leggevo di qualche giorno fa, ne danno conferma. Il Veneto oltretutto è regione virtuosa, è seconda solo alla Lombardia per le asseverazioni depositate, è secondo solo alla Lombardia per gli investimenti a tutt'oggi eseguiti, si parla di 560 milioni in Veneto contro gli 850 circa della Lombardia. L'Emilia Romagna, paese qua confinante con noi, ha investimenti per 370 milioni, voglio dire molto meno di noi. Quindi il Veneto, diciamo che è stata una regione pronta per assorbire questa situazione di cose, e questo insomma fa anche piacere, perché abbiamo dimostrato una certa sensibilità e abbiamo dimostrato una certa capacità performante nel fare di necessità virtù. Presidente, davvero questa misura è sufficiente a rilanciare un settore che sappiamo quante difficoltà abbia incontrato già nella crisi iniziata anni fa, e poi diciamo che il Covid non ha certo aiutato? Ma guardi, io credo che sicuramente il 110%, come poi anche altre manovre, circa i finanziamenti, i famosi 209 miliardi che arriveranno da spendere, siano sicuramente un gettito importante per la nostra edilizia. Credo che la nostra Italia debba essere trasformata passando attraverso un'edilizia che è diversa da quella che tutt'oggi abbiamo fatto. Abbiamo costruito tanto, abbiamo costruito forse male, non abbiamo avuto rispetto del suolo, no? Che adesso, al quale siamo particolarmente sensibili. Quindi è un'edilizia che sta cambiando, non solo perché le necessità sono state diverse, il Covid, ahimè, ci ha fatto vedere quanto importante sia avere una casa che sia un'alcova, avere un pezzettino di terra dove poter camminare scalzo, no, all'interno del proprio giardino, ma è cambiata la società, le esigenze sono diverse, quindi un'edilizia che si sta trasformando attraverso la demolizione e la ricostruzione in situ. Noi abbiamo più del 50% dei nostri fabbricati che hanno più di 40 anni. Sono questi fabbricati che sono in classe F, sono in classe G, consumano 220 kWh al giorno. Sono case confrontabili a delle vetture con dei motori a gasolio in Euro 1. Quindi lei capisce che questo patrimonio immobiliare immenso da riqualificare ci dà l'opportunità di vedere un futuro roseo. È ovvio che, ahimè, queste opere devono essere eseguite e non dovremmo avere le difficoltà che citavo prima, alle quali dobbiamo anche aggiungere, ahimè, questo enorme aumento dei prezzi che a volte si trovano, sono anche ingiustificati. Vi do qualche numero: il ferro come materia prima è salito del 243%, il polietilene
varia dal più 80 al più 120%, rame più 38%, il legno più 76%, cioè abbiamo gas aumentato del 113%, è aumentata l'energia elettrica, si parla di un 74%. Capite che sono tutti costi così importanti che non possono essere incorporati in quello che può essere gli utili all'interno degli utili dell'impresa o attraverso delle situazioni ordinarie, quale può essere l'uso del ribasso d'asta. Occorrono delle manovre del governo che siano forti. Difatti, se l'imprenditoria è priva della politica, se noi siamo orfani, difficilmente potremmo dare continuità a questo settore che, vorrei sottolineare, fa lavorare 75 attività, ha il più alto indice, ha un PIL elevatissimo, il moltiplicatore economico più alto. Parte l'edilizia, parte l'economia nazionale. Il governo ha fatto la sua, perché nel pubblico perlomeno ha capito che questo aumento ci verrà compensato, perché tutti i prezzi che hanno subito, e devono essere ovviamente giustificati, un aumento superiore all'8%, verranno quantificati. E quindi io prego. No, prego, concluda pure. Sì, per cui io credo che si possa guardare al futuro dell'edilizia con una certa positività. Io poi lo sono anche di natura positivo. Oggi è domenica, è giorno di festa, oltretutto a maggior ragione e ancora di più. Una domanda rapidissima e poi gliene faccio un'altra in chiusura. Lei ha parlato di un patrimonio immobiliare datato, molto datato, che va rinnovato proprio per non costruire e quindi sfruttare ulteriormente l'ambiente, e si può lavorare su questo, sperando che l'ecobonus venga rinnovato con i paletti che erano già stati messi in precedenza, senza che venga rivisto, perché anche qui c'è un po' di incertezza. Che certezze ci sono per il futuro di questo bonus? Allora, in Italia mi parrebbe poter confermare che l'unica certezza sia l'incertezza. Il bonus ci auguriamo che possa essere, troverei assurdo che allo stesso non fosse dato continuità. Vorrebbe dire aver fatto a priori abortire una legge interessante, perché non abbiamo fatto niente finora, sebbene i numeri già siano importanti e positivi, ma c'è molto di più da fare, quindi è ovvio che non si possa. Noi attualmente abbiamo sistemato 300, non noi, l'edilizia in Veneto ha provveduto alla sistemazione di 300 condomini, ma quanti ce ne sono? Ma quanti ce ne sono ancora da sistemare, non solo in Veneto, in tutta la nostra Italia? È ovvio che abbiamo messo a punto una macchina estremamente performante, stiamo formando i piloti affinché, e piloti vuol dire non solo imprese edile ma anche pubblica amministrazione, perché non possiamo viaggiare con due velocità diverse, e quindi ci stiamo preparando ad affrontare questa sfida. Se però non ci viene dato tempo per poter provvedere ed eseguire le opere, ahimè, sarebbe veramente uno scempio. Io parlavo con un politico amico e mi diceva: guardi Ghiotti, lei dice bene, ma lei non sa che questa manovra allo Stato italiano costa 13 miliardi e mezzo, e si è fermato lì perché probabilmente ragionano solo per uscita di cassa. In realtà la mia azienda ha fatto grossi investimenti in questi anni. Se mi fossi fermato la spesa, tutti mi avrebbero detto, anche il più modesto dei miei dipendenti, sarei stato uno sciocco. Allora io credo che il super bonus sia anche un investimento. Io credo che questi 13 miliardi e mezzo siano anche 42 miliardi di economia. 42 miliardi di economia è un gettito fiscale di 7 miliardi, vuol dire non lavorare in nero, vuol dire non avere cassa integrazione, che sono costi. Quindi vedo l'indispensabilità e una certa logica, un certo interesse per tutti nel dare continuità
a questo ecobonus. Quindi io ci spero veramente, insomma. Ultimissima domanda riguarda l'ipotesi di estendere il Green Pass anche all'interno delle aziende, Green Pass anche per il settore delle costruzioni. Cosa significherebbe? Obbligatorio naturalmente. Ma l'obbligatorietà è sempre una cosa un po' particolare. Io sono del parere che debba esserlo obbligatorio, e se comunque in un sistema democratico, questa è una parola che può storpiare il fatto che devi, premesso che democrazia è fondamentalmente rispetto e quindi tu dovresti essere vaccinato. Io nella mia azienda ho quasi tutto il personale vaccinato, colui il quale non è vaccinato mi deve portare i tamponi e deve giustificare che in questo momento lui sta bene. Io sono a favore di questa cosa, credo che questa pandemia possa finire prima proprio attraverso il fatto che tutti si possano vaccinare, quindi io me lo auguro. Quindi lei chiede il tampone a quest'unico dipendente senza Green Pass, glielo chiede nonostante al momento la legge non lo renda ancora obbligatorio, però per una sicurezza lei ha deciso di muoversi in questo modo autonomamente? Certo che sì, anche perché ho il dovere di assicurare la mia azienda che possa dare continuità a tutti gli impegni, devo assicurarmi che tutti i collaboratori siano tranquilli e possano andare a lavorare senza preoccupazioni, quindi penso che questo debba essere colto e diventi per ciascuno un dovere fondamentalmente, per un fatto di rispetto. Io ci credo veramente e speriamo che questa mia sensibilità, alla quale ho cercato di trasferire con tante riunioni a tutti i nostri collaboratori, noi siamo anche in diverse persone, possa essere capito. Sono felice perché ne ho veramente pochi che ancora non hanno fatto il tampone, alcuni dei quali sono prossimi a farlo, e quindi credo che per quello che mi riguarda siamo sulla buona strada, e cogliendo poi anche un passaggio del Vangelo di questa mattina dove si parlava di effetà, no? Di aprire, no? E quindi abbiamo anche il dovere di ascoltare, di guardarci attorno, abbiamo la necessità di cogliere queste opportunità, queste necessità proprio per vivere in maniera più rispettosa in questa società, insomma. Grazie davvero a Paolo Ghiotti, Presidente ANCE Veneto, buona domenica e a risentirci Presidente, arrivederci, grazie. Grazie, buona domenica anche a voi. Insomma, avete capito che sono tanti i temi sul tavolo in questo autunno caldissimo, un autunno caldissimo che vede da domani, proprio per analizzare questi temi con i suoi protagonisti, torna da domani prima serata dalle 21:15 su Antenna 3, Ring, la politica alle corde, il programma in prima serata del nostro vice direttore Ferdinando Avarino. Buongiorno, buona domenica Ferdinando. Ciao Francesca, buongiorno e bentrovati a tutti. Sì, ci rivediamo domani, ricominciamo dalle 21:15 su Antenna 3, ricominciamo con tutti gli argomenti di grande attualità e come avete visto e sentito anche fino ad adesso dal Presidente dell'ANCE Veneto ce ne sono tanti, dal Green Pass, i tamponi, questo nuovo accordo adesso all'interno della Lega, dove un po' i governatori hanno convinto Salvini a tornare su più miti consigli. Mi sembra di capire un po' le opinioni di chi è abituato ad amministrare sono un po' diverse da chi invece tutto il giorno è più impegnato sulla politica romana e non solo. Però insomma da domani sarà molto interessante interpretare tutto questo. Lo faremo come sempre con il contributo del pubblico, ci porremo domande e dubbi, cercheremo insieme di dare risposte come abbiamo fatto in queste stagioni. C'è una piccola differenza rispetto alle stagioni precedenti, anche qui seguiremo la campagna elettorale, ci sono comuni importanti che vanno al voto, Conegliano per esempio, solo per citarne uno nella provincia di Treviso, e quindi sai Francesca, cercheremo già, spero la prossima settimana, di organizzare il confronto tra tutti i candidati, e questo confronto sarà a Ring. Però la differenza è che rispetto alle ultime stagioni, o meglio quella dell'anno scorso, avremo per ora solo l'appuntamento del lunedì, perché intanto abbiamo anche
campagne elettorali nel vicino Friuli Venezia Giulia, che ci impegnano molto di più anche con la scelta del nuovo sindaco di Trieste. Quindi insomma per la prima fase di settembre avremo il primo appuntamento soltanto il lunedì, poi raddoppieremo, ma sai, è un momento in cui ci poniamo le domande, le poniamo anche ai telespettatori con questa pratica che ormai è diventata molto apprezzata, che è quella del sondaggio. Quindi domandare ai nostri telespettatori su un argomento caldo di attualità di giornata che cosa ne pensano e poi dare il risultato a ring. Quindi insomma è diventato anche questo piccolo aspetto, insieme alle inchieste, i collegamenti, gli approfondimenti, insomma un modo per seguirci il lunedì sera. Grazie al nostro vice direttore Ferdinando Avarino. Appuntamento dunque a domani sera, a partire da domani sera 21:15 su Antena 3 con Ring. Grazie Ferdinando e buona giornata, buona domenica. Buon lavoro a voi. Adesso noi ci fermiamo, saluto, se mi sente, Andrea Penzoaiello, eccolo là, lo vedo, presidente di Veneto Imprese Unite, buongiorno e ben ritrovato. Le chiedo un'attesa, pochi minuti, ho la pubblicità e poi parliamo con lei, facciamo insieme a lei un bilancio di questo primo mese, ormai è passato un mese dall'obbligo Green Pass per quanto riguarda i bar, i ristoranti al chiuso. Sentiremo quello che è il polso della situazione da chi lo ha dovuto chiedere ai propri clienti. Allora ci fermiamo, prima il meteo, poi pubblicità e poi torniamo in diretta con Andrea Penzoaiello, tra poco. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Bentrovati al meteo. Alta pressione in rinforzo, sarà una domenica 5 settembre in prevalenza con tempo buono, ma non mancherà qualche fenomeno. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto bel tempo, sarà soleggiato sulla nostra regione con cielo sereno o poco nuvoloso. In montagna al pomeriggio qualche addensamento in più e locali acquazzoni, ma di breve durata e in genere non di forte intensità. Temperature piacevoli, minime tra 14 e 18 gradi, valori massimi oscillanti invece tra i 24 e i 29 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo la stessa situazione, qualche rovescio nelle ore pomeridiane in montagna, vedete, sole altrove. Temperature minime tra 15 e 19 gradi, massime sui 27 e 29 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Condizioni anche qui variabili, dapprima soleggiato, a seguire sarà possibile qualche temporale a carattere sparso. Temperature minime intorno ai 14-16 gradi, massime infine sui 28 all'incirca. Dal meteo è tutto, vi auguro un buon proseguimento come sempre in compagnia di Antena 3. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Rieccoci in diretta, saluto nuovamente Andrea Penzoaiello, presidente di Veneto Imprese Unite. Buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno a voi, grazie per l'invito anche questa domenica. Grazie a lei. Allora, era il 6 giugno quando è entrato in vigore l'obbligo di presentare, di esporre il Green Pass e naturalmente ai titolari di ristoranti e bar di controllarne la validità per accedere a ristoranti e bar al chiuso, oltre naturalmente a discoteche, piscine, palestre, discoteche, magari direbbero chi gestisce le discoteche visto che sono ancora chiuse, scusate, musei, cinema, insomma tutti quei luoghi al chiuso che appunto da decreto richiedono l'esibizione del Green Pass. Che bilancio è a 30 giorni da questa obbligatorietà? Allora, stiamo tirando le prime somme, per il momento possiamo anche dire che non sono ancora così tanto drammatiche, ma ce lo potevamo aspettare, nel senso che il Green Pass obbligatorio è entrato in vigore in estate, quando molte province hanno concesso plateatici in deroga, ad esempio per la nostra attività, quando le piscine possono ancora esercitare all'esterno, quindi in una situazione dove ancora si può trovare un compromesso che permetta comunque di limitare i danni. Il grosso problema quindi si avrà sicuramente nelle prossime settimane con l'avanzare della brutta stagione.
Proprio a riguardo stiamo in questi giorni completando delle analisi con i vari comuni per capire esattamente quante aziende hanno potuto usufruire di plateatici nei mesi estivi, quanti hanno fatto richiesta anche durante l'inverno, per capire un attimo quale sarà il trend del prossimo ottobre, anche perché iniziamo già a ricevere segnalazioni, mail da parte di alcuni locali che avendo solamente appunto posto all'interno e vedendo un po' come è stato appunto l'estate, soprattutto con i turisti, perché non tutti i turisti stranieri avevano il Green Pass o avevano voglia di esibire il Green Pass, soprattutto tedeschi e spagnoli hanno avuto qualche rimostranza, stanno valutando di affrontare l'inverno solamente da asporto, e questo qua sarebbe ovviamente molto, molto grave come situazione, perché appunto l'asporto, come dicevamo mesi fa, non può compensare in toto quello che è l'andamento normale di un locale, in quanto si andrà a perdere tutto quello che è il dolce, il caffè, la bevanda, che comunque va ad ampliare poi lo scontrino finale e a permettere quindi all'azienda di stare in piedi e di sopravvivere. Invece un altro grosso problema lo stiamo verificando adesso qua a settembre con le iscrizioni nelle palestre, nelle piscine. Purtroppo soprattutto queste strutture sono frequentate da giovani, e in questo momento molti giovani non hanno il Green Pass, e quindi c'è un calo effettivo di quelle che sono le iscrizioni per quanto riguarda lo sport. Calo che iniziamo ad apprezzare anche ad esempio noi nei bar e nelle strutture vicino alle scuole, in quanto in questa settimana in cui si stanno ricominciando i corsi di recupero o quant'altro, sotto qualche giornata di pioggia, abbiamo appunto anche noi potuto appurare che molti studenti sono ancora sprovvisti di certificazione verde, e questo appunto con l'andare avanti della brutta stagione dell'inverno rischierà sicuramente di creare un calo, e dovremmo capire come limitare i danni. Ad oggi gli under 19 sono vaccinati con doppia dose per circa il 50%, ma il 30% per circa il 30% e il 50% alla dose singola. Quindi sono numeri ancora ben lontani da quello che servirà per poter noi permettere di lavorare in serenità. Quindi lei ci dice che in vista della stagione invernale c'è chi da un lato pensa di usufruire del plateatico esterno, magari chiudendolo, dotandolo magari dei funghi che emanano calore, da un lato c'è chi invece addirittura pensa alla soluzione estrema, quella di tornare all'asporto, e questo per evitare di chiedere il Green Pass, per evitare problemi con i clienti, per evitare cosa? Questo per evitare sicuramente di dover avere la responsabilità del controllo, che diventa però anche un onere dal punto di vista di impegno di forza lavoro, perché appunto ci siamo resi conto che in questi mesi anche chi voleva controllarlo in maniera completa, come viene richiesto dal decreto, difficilmente riusciva a farlo nel giro dei 30 secondi che ci avevano paventato, perché comunque il cliente spesso non ce l'ha subito a disposizione, le operazioni di scannerizzazione non vanno a buon fine quasi mai al primo tentativo, quindi si perde molto spesso diversi minuti per ogni tavolo, e questo succede adesso quando abbiamo il 10% dei tavoli interni occupati, quindi ancora la cosa è sostenibile, ma quest'inverno in cui andremo a lavorare solamente all'interno vuol dire dover prevedere una persona che sia addetta solamente al controllo del Green Pass. Per molti appunto questo non è sostenibile, e quindi per queste aziende o appunto per le aziende che ovviamente sono completamente contrarie al Green Pass e quindi non lo vorranno chiedere, si inizia a pensare alla soluzione di lavorare solamente con l'asporto. Pensavamo che fosse qualche caso isolato che ce l'avesse chiesto più per conoscenza, invece negli ultimi giorni stanno arrivando diverse richieste in tal senso, e probabilmente le stesse aziende che quest'estate hanno deciso di tenere chiuse le sale interne e lavorare solo col plateatico arriveranno poi a ottobre a togliere il plateatico e a lavorare solo con l'asporto. Non so se sia possibile una percentuale, tanto per rendere un po' l'idea di che numeri stiamo parlando. Guardi, noi stiamo appunto aspettando anche i dati dei comuni in questi giorni, in queste settimane, per avere un po' un'analisi più completa. Comunque almeno un 15-20% delle aziende che abbiamo sentito non ha intenzione o non ha modo di controllare il Green Pass.
se questi dati fossero confermati sarebbero ovviamente già dati importanti, ma da qui in poi si potrà peggiorare, perché appunto ci stiamo rendendo conto lavorando di quanto sia difficile controllarlo, quindi qualora fosse necessario per noi la verifica, ma speriamo che non si arrivi a questo, quindi speriamo che il nostro emendamento passi nelle prossime settimane, che è in votazione in Parlamento, ma qualora fosse necessario diventerà veramente difficile per molti riuscire a sostenere i costi di controllo, perché ripeto sarà quasi ovunque necessaria un'altra persona che faccia queste verifiche. Diventa quindi appunto fondamentale per noi toglierci l'onere del controllo, già così si potrebbe migliorare un po' la situazione e riuscire ad avere un'autocertificazione praticamente da parte del cliente dove dice che è possessore di Green Pass e si assume la responsabilità qualora non ce l'avesse, ci permetterebbe già di lavorare in maniera un po' più tranquilla e rilassata. In caso contrario almeno il 20% rischia di lavorare con asporto o comunque di scegliere strade alternative. Tutto questo in un momento in cui si discute di estendere il Green Pass anche per chi lavora all'interno proprio di quegli esercizi commerciali dove è richiesta l'obbligatorietà per i clienti, per gli utenti. Sì, ci troviamo davanti a questa nuova proposta che in questi giorni sta avanzando, verrà discussa in settimana prossima probabilmente in Consiglio dei Ministri. E ci sembra assurdo che continuino ad attaccare le nostre categorie, adesso appunto chiedendo di estendere anche ai lavoratori, al di là che la scelta sia giusta o non sia giusta, ma che vengano prese queste decisioni quando ancora non si riesce a ragionare su ad esempio l'obbligo di un Green Pass per utilizzare i mezzi pubblici come gli autobus, che tra una settimana saranno occupati almeno per l'80%, perché l'80% è il limite massimo, ma penso che non vedremo nessuna corsa piena all'80%, almeno negli orari scolastici. Quindi si continua appunto a toccare il privato perché a quanto pare il pubblico rimane ancora intoccabile. I problemi secondo noi verranno fuori con l'inizio delle scuole in maniera inevitabile, perché come dicevo prima i vaccinati tra i ragazzi sono ancora pochi e quindi tra i mezzi pubblici dove non è necessario il Green Pass e comunque le situazioni prima e dopo scuola dove non sono controllati dai professori si rischia seriamente un rialzo dei contagi, ma qui sembra che l'unico problema sia di nuovo toccare ristoranti, palestre e cinema dando l'obbligatorietà del Green Pass a chi lavora. Dove chi lavora spesso è in quelle fasce d'età in cui già l'80%, 70% ha almeno una dose di vaccino, quindi sembra di star qua a guardare il dito che indica la luna quando il problema appunto è altrove. Parlava prima anche di palestre e piscine, in questo caso noi chiediamo sempre numeri, ma solo per fotografare un po' quella che è la situazione, i numeri non mentono. Anche in questo caso c'è una percentuale comunque di mancate iscrizioni rispetto agli anni precedenti, non possiamo riferirci all'anno scorso quando eravamo nel pieno dell'emergenza, ma agli anni normali del 2019 per capire di che calo stiamo parlando, di iscrizioni proprie legate, in questo caso sì, al Green Pass. Per l'iscrizione delle palestre dovremo aspettare ottobre, ma semplicemente perché ancora molte attività stanno comunque facendo smaltire i mesi non goduti durante le chiusure della scorsa primavera, quando eravamo in fascia arancione, in fascia rossa. Quindi dare delle stime adesso sarebbe poco veritiero. Però frequentando questi ambienti io, gente che conosco, si è resi conto come rispetto agli anni scorsi in cui comunque c'era un ritorno all'allenamento dopo le vacanze, le palestre siano quasi sempre deserte e le piscine appunto stiano lavorando solamente con gli spazi esterni, con la gente appunto che va ancora a farsi l'ultima giornata di sole. Quindi il dato lo avremo a ottobre, ma con questo trend diventa preoccupante anche perché appunto al di là di quello che si può vedere, parlando con chi gestisce queste attività, sappiamo per certo che sono comunque, ricevono comunque spesso telefonate di informazioni a riguardo e molto spesso qualora viene specificato che sarà necessario il Green Pass, la telefonata termina anche spesso in malo modo, quasi come se fosse una colpa del gestore dover chiedere il Green Pass per poter accedere alle proprie strutture. Ecco, quello che volevo chiederle è se dai vostri associati avete avuto riscontri in tal senso, sto parlando in particolar modo di bar e ristoranti, è vero è ancora presto perché molti scelgono di stare ancora fuori per godersi l'ultimo sole, ma di casi in cui i clienti non hanno voluto mostrare il Green Pass o in qualche modo c'è stata una discussione al momento di esibire il certificato verde o per ora la situazione è tranquilla ancora?
Allora, è abbastanza tranquilla, come dicevo prima, seppur qualche caso c'è stato, ovviamente soprattutto nei giorni delle manifestazioni dei no pass, in cui appunto i no pass volevano venire a bersi prima il caffettino stando dentro senza Green Pass, ma là era abbastanza immaginabile come cosa, ma soprattutto della cosa forse più preoccupante, visto che stiamo investendo molto nella regione in questi mesi per il turismo, si sono verificati dei casi con turisti stranieri, come ad esempio soprattutto tedeschi, spagnoli e alle volte francesi, che non hanno il Green Pass, non lo vogliono esibire. Ricordiamoci che in Spagna le province possono decidere autonomamente se dare o non dare il Green Pass, e quindi quando arrivano qua in Italia, se non si informano prima, pretendono di entrare in ristoranti anche non avendolo, perché a casa loro non serve. E quindi in questo caso con i turisti qualche episodio dove si è alzata un po' troppo la voce si è verificato. Per fortuna sono poche decine di casi in un mese, quindi abbastanza sotto controllo per il momento, però appunto abbiamo tutti quanti dei bellissimi dehors un po' in tutto il Veneto da sfruttare in queste settimane, e vedremo come andrà la situazione tra un mese. Continuo a ripeterlo, è importantissimo che venga votato in Parlamento il nostro emendamento nelle prossime settimane, perché a quel punto si andrebbe a togliere anche l'imbarazzo del controllo, oltre appunto all'onere e alla perdita di tempo, e quindi si potrebbero evitare queste situazioni. Il turista che vuole entrare senza Green Pass sa in cuor suo che in caso di controllo sarebbe sanzionato. Staremo allora a vedere quello che accadrà quando le temperature non consentiranno più di stare all'esterno a mangiare o a bere un caffè. Grazie a Andrea Penzuaiello, Presidente di Veneto Imprese Unite. Torneremo naturalmente ad aggiornarci con lei nei prossimi giorni. Grazie davvero e buon lavoro e buona domenica. Salve, buona domenica. E dunque, insomma, avete sentito che ci si sta muovendo nel mondo della ristorazione, dei bar, almeno questa è la fotografia di Veneto Imprese Unite, scegliendo anche in inverno l'utilizzo del plateatico esterno, magari chiuso, per ospitare i propri clienti, o addirittura chi pensa all'estrema decisione, quella di tornare all'asporto per evitare di chiedere il Green Pass e per evitare quella che è una responsabilità che sentono gli esercenti pesare sulle loro spalle, quello di dover chiedere la certificazione verde e nell'eventualità anche un ulteriore documento per accertare che appartenga proprio a quella persona. Insomma, una questione di cui si è iniziato a discutere quando è entrata in vigore l'obbligatorietà per questi settori lo scorso 6 agosto, e che non è ancora risolta ad un mese di distanza. E adesso c'è questo emendamento in discussione in Parlamento per togliere questo carico sulle spalle proprio di ristoratori e baristi. Vedremo quindi come si svilupperanno le cose nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. C'è un aggiornamento di cronaca prima di andare a parlare della Mostra del Cinema di Venezia, l'ennesima purtroppo vittima sulle strade della nostra regione. Si tratta di un uomo di 65 anni deceduto ieri notte in un incidente stradale a Sarmeola di Rubano, siamo in provincia di Padova. Era circa l'1 quando i carabinieri e il SUEM è intervenuto dopo la richiesta di alcuni residenti che avevano sentito un forte boato e avevano notato un uomo a terra con accanto la sua moto. Quando i soccorsi sono arrivati per Filippo Di Matteo, 65 anni, come detto padovano, che abitava vicino al luogo dell'incidente, non c'era più nulla da fare. Sembra che il motociclista sia uscito di strada in modo autonomo, quindi non sarebbero coinvolti altri mezzi. Comunque i carabinieri sono ora al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. La tragedia tra l'altro è avvenuta poco lontano da quella che ha visto vittima un ragazzo di 17 anni, morto anche lui a causa di un'uscita autonoma con la moto. L'incidente era avvenuto la notte tra giovedì e venerdì tra Casale di Selvazzano e Tencarola. Lo ricordate, quel 17enne che aveva voluto provare la moto dell'amico e poi aveva appunto perso la vita nell'incidente. Dovremmo avere, se abbiamo ripristinato il collegamento, allora parliamo della Mostra del Cinema di Venezia, prima del programma di oggi con il nostro Lorenzo Maier, che ci parla poi anche della regata storica, perché oggi è il giorno della tradizionale regata a Venezia. Vediamo quello che è l'accordo che è stato scritto proprio ieri nell'ambito della Mostra del Cinema di Venezia tra Veneto Film Commission e l'assessorato al turismo della Regione Veneto.
Il cinema non è solo un mezzo di espressione artistica, una manifestazione culturale o semplicemente un veicolo di intrattenimento. Il cinema è anche un potente strumento che offre visibilità e promozione ad un territorio e nasce proprio con lo scopo di promuovere le eccellenze paesaggistiche regionali da suggerire come location per set cinematografici o da inserire in produzioni televisive. Il protocollo siglato da Veneto Film Commission e Regione Veneto, presentato al Lido in occasione della 78esima Mostra del Cinema di Venezia. Noi non vogliamo valorizzare delle destinazioni che sono già conosciute a livello internazionale, insomma, voglio dire, la gente viene già a girare i film gratis a Venezia, non serve che dietro ci sia la regione che faccia promozione da questo punto di vista. Noi invece dobbiamo far conoscere altri luoghi di questa regione che appunto magari sono meno noti, ma non per questo meno belli, e quindi incentivare queste produzioni a scoprire degli angoli di questo territorio e valorizzarli. Questa è un po' l'idea, raccontando ovviamente anche delle storie. Il cinema è anche in grado di produrre migliaia di posti di lavoro, molti dei quali ad elevata professionalità, generando inoltre un indotto talmente esteso da risultare difficilmente calcolabile. La Veneto Film Commission rappresenta un riferimento per l'industria cinematografica e audiovisiva locale e più in generale per chi voglia investire su produzioni realizzate in Veneto. Noi abbiamo avuto rapporti con un centinaio di produzioni interessate a venire in Veneto. È chiaro che da questi rapporti dovremmo ottenere dei frutti soprattutto nel 2022 e nel 2023. Abbiamo il sito con tutte le location, tante produzioni che sono decise a venire qui in Veneto per motivi che ovviamente sono abbastanza scontati, cioè la bellezza del territorio, la varietà del territorio. E dunque questo è l'accordo raggiunto ieri, ma adesso andiamo in collegamento con Lorenzo Maier per capire qual è il programma della giornata di questa prima domenica di Mostra del Cinema di Venezia. Buongiorno Lorenzo. Ciao Francesca, buongiorno a tutti. Allora, che cosa dobbiamo aspettarci oggi tra divi in arrivo al Lido e cinema e film in programma? Beh, oggi è una giornata campale per la mostra, come sempre avviene del resto alla domenica centrale del festival. Abbiamo ben 3 film in concorso, anche se uno dei titoli più attesi in realtà è un evento fuori concorso. Stiamo parlando di Aria Ferma, che ha Leonardo Di Costanzo in regia e tra gli attori del cast il grandissimo Antonio Servillo, che peraltro ha già recitato qui in un'altra parte in un altro film di Sorrentino che abbiamo visto l'altro giorno, il primo film italiano in concorso. Una calata di divi veramente importante sul tappeto rosso, perché poi abbiamo uno di questi 3 titoli in concorso, è il film Sundown di Michel Franco, e grandissime star veramente in arrivo. Ne citiamo una su tutte, Valeria Golino, che peraltro ricordiamo come lo scorso anno suo malgrado fu al centro delle polemiche per la sua calata qui a Venezia nel novembre 2019 con la quarta. Valeria Golino, che si era poi anche scusata, che aveva fatto un po' tra virgolette pace con la città, che comunque è una ospite abituale, possiamo dire, della mostra, e infatti alla Darsena del Casino tutti la attendevano per catturare qualche scatto per riuscire ad avvicinare. I divi sono veramente tantissimi. Oggi ci sarà peraltro un tributo della mostra a mezzanotte, le proiezioni di mezzanotte di cui parlavamo, a Gioia D'Amato, e per cui veramente un programma ricco, che ieri poi ha visto 10 minuti di applausi anche per il film con Penélope Cruz, protagonista, questo film spagnolo che ha incantato per fare grande, che credo si candidi tra i, non dico tra i favoriti, ma insomma tra i papabili per poter avere un premio importante a questa mostra. Lorenzo, oggi però è anche la giornata per Venezia non solo della Mostra del Cinema, ma anche della regata storica. Sì, è un po' incredibile come tradizionalmente questo weekend di settembre
porti veramente una quantità di eventi veramente importante. Facendo un passo indietro qualche ora fa, non so se hai avuto già modo di parlarne perché non ho potuto ovviamente seguire la diretta, ma ieri sera nella cornice splendida dell'Arsenale c'è stata anche la finalissima del premio Campiello di Confindustria, che ha visto il successo di Giulia Caminito con L'acqua del lago non è mai dolce, edito da Bompiani. E questo pomeriggio la grande regata storica che ritorna in grande stile, c'era già stata l'anno scorso pur con tutte le restrizioni, una regata storica che è uno degli appuntamenti più sentiti in città, anche perché questi volatori che a partire dalle 15:30 16 saranno i protagonisti della gara si allenano tutto l'anno, possiamo dire, per questa giornata, per cui sarà premio Campiello, che peraltro ha visto ieri in platea tra il pubblico anche il nostro direttore di Media Nord-Est Luigi Bacciardi tra gli ospiti principali di Confindustria. La mostra del cinema, la regata storica nel pomeriggio, veramente Venezia fa il pieno in un weekend come veramente non ha mai fatto, ecco, anche in passato. E allora buon lavoro, perché ci sono tante cose da seguire anche per te oggi, Lorenzo, e quindi buon lavoro e grazie per questi aggiornamenti da Venezia. A presto. Grazie a te, buona giornata. E dunque, insomma, abbiamo sentito, chiudiamo con una Venezia ricca di appuntamenti, dalla mostra del cinema, lo avete sentito, alla regata storica. Noi siamo in chiusura di questa diretta, tutti gli aggiornamenti e le notizie questa sera a partire dalle 19:30 con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Grazie per essere stati in nostra compagnia in questa domenica e buon pomeriggio.